Buonasera e benvenuti al TG di riserva di Biosfera. Il progetto Sintesa fa tappa alla scuola secondaria di primo grado numero 1 di Siniscola. Il cesso di Santa Lucia di Siniscola ha svolto in aula una lezione sul Montalbo. Si è parlato della sua storia geologica e del calcare, così come si forma della classificazione delle rocce carbonatiche, della presenza umana nelle diverse epoche e nell'utilizzo delle risorse naturali, nonché di Ghana e Gortoe, di Forni, di Calce. Il giorno seguente si è svolta l'uscita didattica alla Buzzi di Siniscola. Gli alunni, accompagnati dal direttore ingegnere Giuseppe Becciu, hanno potuto visitare lo stabilimento siniscolese per capire il processo di produzione del cemento. Dopo la spiegazione e la visione di video sulle norme di sicurezza e la vestizione con l'apposito vestiario e caschi, i partecipanti hanno visitato la cava di estrazione dei materiali primi come il calcare e l'argilla. Qui ad attenderli anche il dottor Federico Sanna, che ha spiegato il lavoro di ricerca condotto in loco dal CNR in ambito ripristino ambientale con semina di specie autoctone. I ragazzi hanno proseguito le attività con la piantumazione di un'area compensativa con specie della macchia mediterranea, corpezzolo, filirea e mirto. Un gesto simbolico e al contempo occasionale e concreta di testimonianza di stile di vita che rispetti uomo e ambiente. Successivamente hanno osservato la sequenza industriale dei diversi step di produzione, dalla frantumazione e trasporto del cemento. I ragazzi hanno infine anche potuto visitare la sala di controllo e il laboratorio chimico-fisico. Per oggi è tutto, buona serata a tutti voi.